È arrivata la pioggia sulla fascia tirrenica che è stata ovviamente interessata dagli incendi di questi giorni e chiaramente la pioggia ci dà una grande mano. La pioggia delle ultime ore è stata un'alleata preziosa. Gli incendi che hanno devastato ettari di territorio della provincia messinese si stanno spegnendo per i lavori incessanti dei vigili del fuoco, uomini della forestale e della protezione civile, anche per le condizioni meteo in miglioramento col vento di scirocco che sta dando una mano. La notte è stata veramente devastante, davvero devastante. Fiamme altissime, dimensioni del fenomeno veramente incresciose. È andata bene per i cittadini innanzitutto, è andata bene anche per tutti i soccorritori che lavoravano. Questi giorni sono stati i peggiori di tutta l'estate, abbiamo avuto già altre 2 emergenze incendi a luglio e a settembre, ma questa sicuramente è quella che ha lasciato maggiormente il segno. Ma adesso è il momento anche della conta dei danni e così nel pomeriggio il direttore responsabile della protezione civile regionale Salvo Cocina e il responsabile della protezione civile di Messina Bruno Manfrè hanno incontrato il sindaco di Villafranca Tirrena, uno dei comuni più colpiti dagli incendi delle ultime 48 ore, per fare il punto della situazione. Danni ingenti per i terreni coltivati ma anche per le abitazioni danneggiate, si stanno preparando le ordinanze di sgombero per le case che sono state distrutte dalle fiamme ed è previsto un censimento di tutti i danni che residenti dovranno inviare. Le altre situazioni più difficili si sono registrate a San Pierniceto, Condrogo, Altieri, Gioiosa Marea, soprattutto a San Pierniceto in Contrada Serra. Le fiamme si sono estese per tutta la vallata arrivando sino alle abitazioni e moltissimi residenti hanno dovuto abbandonare le proprie case. 25 le abitazioni distrutte o semidistrutte, circa 150 le persone evacuate. Anche a Gioiosa Marea alcune abitazioni e un villaggio turistico sono stati raggiunti dalle fiamme. Buone notizie sul fronte meteo, perché le condizioni atmosferiche dovrebbero cambiare velocemente con il vento di ponente che dovrebbe sostituirsi nelle prossime ore allo scirocco con un importante calo termico. Sospendere la pena per Silvana Saguto perché le sue condizioni di salute sono incompatibili con il carcere. È l'appello dell'avvocato Ninni Reina, difensore dell'ex magistrato, all'indomani dell'arresto disposto dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Caltanissetta. Per la Saguto si sono aperte ieri sera le porte del carcere del Pagliarelli, così come per il marito Lorenzo Caramanna, che dovrà scontare 6 anni e un mese. La giudice è stata prelevata dai finanzieri in una clinica ed è stata condotta in carcere nonostante il ricovero risalente a 3 giorni fa, legato sembrerebbe a un grave stato di depressione. L'ordine di arresto è stato emesso dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che sembrava aver rinviato il carcere per tutti i 4 imputati principali del processo. Secondo la Procura Generale di Caltanissetta, invece, le parti della sentenza annullate dalla Cassazione sono residuali, così come i ricalcoli di pena che dovranno essere fatti. In nessun caso si potrà scendere sotto i 4 anni e dunque scatta l'arresto per esecuzione pena. Questo riguarda la giudice, la cui pena da scontare è 7 anni e 10 mesi per corruzione, il marito che dovrà scontare 6 anni e un mese, gli ex amministratori giudiziari che la magistrata avrebbe favorito in cambio di regali e denaro, Carmelo Provenzano e Gaetano Cappellano Seminara, che hanno avuto combinate pene rispettivamente a 6 anni e 8 mesi e 7 anni e mezzo. Nel carcere di Re Bibbia si è costituito il professor Carmelo Provenzano, mentre l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara si è costituito nel carcere di Bollate. Ma la battaglia legale non finisce qui. L'avvocato ha fatto subito ricorso anche contro la decisione della Corte di Caltanissetta, contestando la ricostruzione della pena fatta dalla Corte d'Appello. Secondo l'avvocato potrebbe esserci un riconteggio della pena ancora più sostanzioso e quindi non scatterebbe di conseguenza l'arresto, così come era sembrato subito dopo l'emanazione della decisione della Suprema Corte. Un dibattito lungo una vita che potrebbe risolversi, almeno sulla carta, con un parere entro poche settimane. Palermo e Catania potrebbero ospitare 2 termovalorizzatori, 17 su 18 delle società di servizi di rilevanza regionale, le società consortili per azioni che si occupano del servizio di gestione integrata dei rifiuti, hanno dato il parere positivo. Legambiente invece si scaglia contro a favore di impianti industriali per il riciclo. Sulla gestione dei rifiuti in Sicilia arriva il nuovo annuncio da parte dell'assessore regionale all'energia e ai rifiuti Roberto Di Mauro. Abbiamo immaginato per le zone ad alta densità abitativa come Palermo e Catania la realizzazione di 2 termovalorizzatori, spiega, ma ci confronteremo con chi è di parere contrario come Legambiente.
Il percorso del termovalorizzatore di Catania si dovrebbe definire, almeno per la parte che riguarda il parere della Commissione Tecnica Specialistica della Regione Siciliana, entro il mese di ottobre. Occorre fare in fretta, spiega ancora l'assessore Di Mauro. La prossima settimana inizieremo il percorso per il piano dei rifiuti. Ci vorranno 45 giorni per le osservazioni, poi l'esame delle osservazioni si redige, a conclusione l'iter d'aula. Sarà necessario indicare gli indirizzi dell'impiantistica e i processi di natura industriale da seguire. Sea Energy SRL, la società della galassia Alfa Acciai, aveva già presentato mesi fa la sua idea di termovalorizzatore, un impianto enorme, il più grande della Sicilia, capace di trattare circa 550.000 tonnellate di immondizia all'anno. La sua costruzione è immaginata non senza perplessità nei pressi dell'Ikea, alla zona industriale di Catania. La carta va con la carta, la plastica con la plastica e l'umido con l'umido. Ma che significa? Pierpaolo ha introdotto la differenziata. E il piatto di plastica? Prima lo lavi e poi lo butti! Nell'ora legale di Ficarra e Picone, come nella realtà, non tutti però cercano risposte su come conferire bene i rifiuti. Così c'è chi la differenziata non la fa proprio e abbandona i rifiuti per strada. Adesso però per gli incivili scattano la denuncia penale ed una multa da 1.000 a 10.000 euro. Ci voleva, perché in effetti le strade sono troppo sporche. Speriamo che la fanno funzionare questa legge, perché sarebbe giustissimo. È giusto punire quelli che lasciano la monnezza, è giusto. Con una modifica del testo unico ambientale, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da parte di privati cittadini diventano quindi reato penale. Prima scattava solo una sanzione amministrativa, ora non è più così. Era un'idea che dovevano avere prima, ora siamo in ritardo. Ormai... Perché? Perché ci siamo abituati ad avere la spazzatura in giro per la città. Sarebbe anche bello tenere pulita una città. Chi getta un fazzolettino, una cicca di sigaretta o qualcos'altro di piccolissime dimensioni incorrerà soltanto in una multa. Le misure contro chi sporca ci sono e sono sempre più stringenti. Bisognerà capire però se le telecamere installate per beccare gli incivili siano funzionanti e soprattutto vanno aumentati i controlli. Ma serve più che altro un'educazione, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie. Siamo degli eterni maleducati, quindi la spazzatura è qui e dappertutto. Si dovrebbe fare qualcosa, ma prima bisognerebbe educarci di nuovo. Come secondo lei? Non lo so, bisognerebbe nascere di nuovo. Presidente, si è parlato anche di una contropartita in questo accordo con la Lega, un ruolo per lei politico in prima persona. Elettorale o... Si parla di un sottosegretariato. Scusate, io conoscete, come dire, la dignità, non dico l'orgoglio, ma io sono stato il Presidente della Regione che ha il rango di ministro, vado a fare il sottosegretario e neppure il ministro, ve lo posso assicurare. Il patto federativo tra Lega e Movimento per l'Autonomia in vista dell'Europeo 2024 alimenta in retroscena e rafforza l'asse Salvini-Lombardo, che hanno sottoscritto un accordo partendo proprio da un obiettivo comune, la costruzione del ponte sullo Stretto. La Lega oggi ci assicura la ripresa di quel grande progetto che era la nostra bandiera, il ponte sullo Stretto, e una serie di infrastrutture, non pensiamo solo al ponte. E se gli autonomisti rilanciano in chiave pro ponte, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini trova anche un'altra sponda favorevole certamente inaspettata. Si tratta del deputato regionale del Partito Democratico Antonello Cracolici, che in queste ore ha espresso chiaramente la propria posizione. Ribadisco il mio non essere contro il ponte sullo Stretto di Messina per partito preso, spiega in un lungo post sui social a scanso di equivoci. Per finanziare l'avvio del ponte sono stati utilizzati esclusivamente 1,2 miliardi di euro destinati alle opere infrastrutturali per la Sicilia. Se il governo nazionale vuole fare il ponte, conclude che, considero una strada, deve investire con risorse proprie su questa opera e non sottrarre le risorse a una terra che ha necessità di intervenire su strade, reti ferroviarie, porti e aeroporti. Imbarazzo nel Partito Democratico, che oggi è contrario all'infrastruttura che invece sponsorizzava quando il partito era a trazione renziana. Siamo segregati. O esci e riesci a salire e scendere 200 scanini, oppure rimani segregato in casa.
Esplode di nuovo la rabbia tra i residenti dell'ex palazzo di cemento nel quartiere catanese di Librino. In questo edificio di 16 piani vivono 96 famiglie rimaste di nuovo senza ascensori, dopo l'ennesimo guasto. Pochi giorni fa 2 ragazzi sono rimasti bloccati dentro questo ascensore che si è fermato tra 2 piani. Qui dentro sono rimaste 2 persone chiuse mentre prendevano l'ascensore e voi le avete liberate così? Sì, praticamente sì, e per fortuna, tra virgolette, sempre per fortuna, che erano 2 persone che potevano muoversi, perché qui dentro più del 40%, stiamo parlando di invalidi, gente con sedia a rotelle, gente con patologie serie. Sono circa 500 le persone che vivono qui, tra queste anziani, invalidi e cardiopatici. Il 2012 mi hanno messo il cuore artificiale e il 2015 mi hanno cambiato il cuore. Lei deve pensare che mio marito come minimo scende 3 volte al giorno perché c'è i bambini che vanno a scuola. Come si deve fare? Mia figlia a 12 anni è stata operata di cuore perché ha la stessa malattia del padre. Oggi ce n'ha 16, ma è sempre cardiopatica. Non si può stare così completamente. A telecamere spente c'è una signora che ci racconta di vivere con 2 figli disabili, uno dei quali costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Senza ascensore, vivono segregati in casa. Lei è disperata? Io sì. E nessuno la sta aiutando? Ma completamente. La disperazione è tanta, in attesa che si intervenga per risolvere il problema in maniera definitiva. Un Messina aggressivo e volenteroso lascia Picerno con un punto pesante nella partita in cui mancano 3 titolari, troppi per l'organico giallorosso, e 2 giovani, Salvo e Darini, sono all'esordio. Nonostante le avversità, alla fine se una delle 2 deve rammaricarsi è la squadra di Modica, imprecisa nelle conclusioni. Partita con tanti errori e scarsa lucidità. Il sinistro dell'ex Mausso apre le occasioni, che saranno rare e concentrate nello spazio di pochi minuti, sia nel primo che nel secondo tempo. Ragusa di testa a distanza quasi 0 dalla porta, si divora il vantaggio sulla correzione aerea di Plescia. Dall'altra parte Allegretti impegna Fumagalli, decisivo nonostante l'inattività della prima frazione. Messina e Picerno si annullano anche per metà ripresa, fino al minuto 25, quando Fumagalli salva sul sinistro di Guerra, ma sull'assist di Albadoro il primo pallone toccato nell'area piccola dal bomber Murano è quello del vantaggio e del 9° gol del capocannoniere del girone. Trascorrono 5 minuti, Plescia difende un pallone in aria, Gilli entra in contatto e per l'arbitro Vergaro di Bari è rigore. Il Picerno protesta, il Messina passa all'incasso con Emmausso, perfetto dagli 11 metri e ancora a segno da ex come già avvenuto con le maglie di Vibonese e Campobasso. Le 2 squadre vogliono vincere, un tentativo per parte e sempre in un arco temporale ravvicinato. Plescia rovina la sua partita da 7 con un tiro sporco a pochi passi da Summa graziato, mentre nel finale ci vuole la solita parata decisiva di Fumagalli su Sant'Arcangelo per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa contro il Giuliano. Nessun altro jolly da giocarsi perché la classifica parla chiaro, il Catania è dietro, al di là della partita da recuperare col Brindisi che si giocherà il 1 novembre alle 16:15, ma intanto in mezzo a un tour de force fatto di 7 match in poco più di 20 giorni il Catania parte, anzi per meglio dire vuole ripartire dal Taranto. Al Massimino gli etnei cercano i 3 punti che in casa mancano dal 17 settembre scorso, 2-0 con il Picerno. I ragazzi hanno fatto una settimana mondiale sotto 1000 aspetti. Oggi abbiamo avuto un incontro che ci ha dato grande sostegno. Abbiamo parlato tanto e lo dico prima della partita, speriamo domani di non essere smentito, ma difficilmente quando si percepiscono delle cose ciò accade. Ho la sensazione che sia un inizio importante di quello che potremo andare a fare. Il tecnico rossazzurro deve fare i conti ancora con le assenze. Silvestri squalificato, Quaini, Deli e Rocca out. In compenso rientra Bocic che si candida per una maglia da titolare nel tridente d'attacco e si riaffacciano Chiarella e Rapisarda. Probabile Lorenzini al centro della difesa e Rizzo o Ladinetti in mediana con Zanellato e Zammarini. Quello che è più importante è che dobbiamo avere la sensazione, io, i ragazzi, voi, i tifosi, di giocare 90 minuti da squadra senza farci condizionare da qualsiasi evento viene dentro la gara. Catania-Taranto sarà come sempre seguita da Telecolor con diretta stadio. Si parte mezz'ora prima dell'inizio del match con il pre-gara e le formazioni, poi gli interventi dal Massimino e i commenti da studio fino alle interviste post-gara, più di 3 ore live per vivere insieme la partita dei rossazzurri.
È tutto pronto in casa Saturnia Farmitalia. L'esordio domenica alle 20 in casa di Perugia, la squadra che detiene il titolo di campione del mondo per club, non segna solo l'inizio della Superlega per la stagione attuale, ma anche il ritorno della città etnea nella pallavolo che conta, e conta in tutti i sensi perché il campionato italiano è il migliore del mondo. Lo stimolo è molto alto, chiaramente come dici te il campionato italiano è secondo me quello più forte al mondo, oltre a quello della Polonia, che noi siamo stati a fare il torneo là, e la Russia. Sono dei 3 paesi dove i tornei sono più forti, però in Italia se tu guardi le squadre sono tutti i giocatori più forti al mondo sono qui, quindi come spettacolo, come livello è molto alto. L'argentino Orduna è da 16 anni in Italia e proprio da Catania aveva iniziato quando era giovanissimo. Adesso è chiamato a fare il meglio per una città che ha sempre apprezzato e seguito questo sport. Perugia è la prima difficilissima tappa, ma già domenica prossima si gioca al Pala Catania con Cisterna, squadra che insieme ad altre rientra nel novero delle rivali per la salvezza, dei ragazzi guidati da Cesar Douglas. Noi dobbiamo pensare settimana a settimana, è l'avversario che arriva, ok, qua cosa possiamo fare e giocare. Esatto. Però poi sulla carta chiaramente ci sono le prime 5, diciamolo così, e poi guardando il roster delle squadre credo che Cisterna, Padova, Taranto sono squadre che possono essere simili a noi, però poi non è detto che vai a giocare contro Monza, vai a giocare con Milano, vai a giocare con Verona e te la giochi alla pari. Il nostro primo obiettivo è la salvezza e giocare tutte le partite, quindi da lì in poi punteremo un po' più in alto.